Buongiorno, oggi è giovedì 6 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:18. La luna sorge alle 5:06 e cala alle 20:45. Oggi si celebra San Norberto. Il nome Norberto deriva dall'antico tedesco e significa splendore nordico. In tutto il mondo, sabato 6 giugno, si celebra il Global Degrowth Day, la giornata mondiale della decrescita, che con il motto Una buona vita per tutti promuove stili di vita più sostenibili, sani e consapevoli. Anche in Italia il Movimento per la Decrescita Felice e l'Associazione per la Decrescita hanno aderito all'iniziativa internazionale, organizzando in tutto il paese incontri, eventi pubblici e azioni per proporre alternative concrete al depauperamento delle risorse del nostro pianeta. Sono 68 le candeline per l'ex tennista svedese Björn Borg. Ha fatto storcere il naso agli eleganti per quel suo sgraziato rovescio a due mani, poi a suon di vittorie il suo stile è diventato leggenda. Il suo breve matrimonio con Loredana Bertè ha occupato le prime pagine dei settimanali di gossip. Festeggia 43 anni la modella paraguayana Claudia Galanti. Ha iniziato la sua carriera da giovanissima, sfilando in Sud America e in Europa. La popolarità in Italia, dopo varie esperienze da showgirl in programmi TV, è arrivata con la partecipazione nel 2010 al reality L'Isola dei Famosi. E infine, oggi compie 50 anni l'allenatore di calcio Davis Mangia. Ha esordito in Serie A nel 2011 nella panchina del Palermo, con la vittoria 4-3 contro l'Inter, ma è stato poi esonerato dopo pochi mesi, complice anche la sconfitta del derby col Catania. Nel 2013 è stato commissario tecnico dell'Italia Under 21. Un grande spiazzo, uno schermo gigante e un altoparlante per ogni posto auto. Così il 6 giugno del 1933 il magnate Richard Hollingshead inaugurò in New Jersey il primo drive-in della storia. Al prezzo di 25 centesimi, gli spettatori poterono assistere sprofondati sul sedile della propria auto al film Two White Arms del regista Fred Niblo. Lo zenzero è una delle spezie più consumate dagli italiani per le sue proprietà antinfiammatorie e di prevenzione del diabete. L'assunzione regolare, infatti, aiuta a ridurre le quantità di zuccheri trasportati dal sangue e quindi controlla la glicemia. Buongiorno ai 12. Oggi una simpaticissima luna nuova in Gemelli porta un po' il senso della rinascita comunicativa e affettiva, circondata da 4 pianeti molto positivi e benevoli. Vediamo cosa accade. Ariete, la luna in Gemelli è sicuramente vostra amica e magnifica letteralmente l'area della comunicazione effettiva e soprattutto di una proposta lavorativa che vi potrebbe portare molto lontano. Toro, una magnifica seconda casa è la luna in Gemelli, che vuole dirvi che Giove, Mercurio, Sole e Venere sono tutti dalla vostra parte se deciderete di concludere un buon affare vantaggioso che potrebbe segnare un grosso giro di boa nella vostra vita. Gemelli, splendida è la luna nuova nei vostri gradi, circondata da Giove, Mercurio, Sole e Venere. È proprio la felicità della rinascita e la consapevolezza vostra di essere finalmente giunti ad un traguardo della vostra vita molto importante, ovvero quello di una ritrovata stima e benessere da voi stessi per voi stessi. Cancro, la luna oggi è nuova ed è circondata da 4 pianeti gioiosi. Benissimo, non dovete fare altro che godere di tutti questi vantaggi strepitosi che il vostro pianeta vi regala. Sono tutti a livello emotivo, sentimentale e psicologico. Oggi è una giornata di grande benessere per voi. Leone, è splendida questa luna per voi proprio perché è una luna nella realtà dei desideri possibili da realizzare. Assieme agli altri pianeti
rende possibile tutto. Oggi un fortunato Faust lieto potrebbe essere il contrassegno della giornata, amore in primo piano. Vergine, questa luna nuova si compie nell'area dei Gemelli e si somma ai già 4 pianeti che erano un po' contro. Oggi non è propriamente una giornata dalle energie troppo positive, ma sicuramente vi fa riflettere sullo stacco necessario di cui avete bisogno per risolvere la vostra vita sentimentale, che sembra possa ripartire anche a scoppio ritardato. Bilancia, la giornata di oggi è splendida, un trigono magnifico dalla Luna in Gemelli per voi, per cui i pianeti tenderanno a rafforzare questo effetto planetario molto forte e a farvi trascorrere una giornata molto significativa. È proprio l'amore il protagonista della giornata di oggi. Scorpione, vi sentite forse un po' tagliati fuori da tutto questo tripudio zodiacale e fondamentalmente sembra che intorno a voi accadano alcune cose, forse ancora non siete riusciti bene a ripartire, ma tra poco arriverà il vostro momento. Sagittario, la Luna oggi si fa nuova in opposizione e assieme agli altri 4 pianeti è in opposizione ai vostri gradi zodiacali. Oggi è una giornata un po' ricca e piena di emozioni e di sensazioni, probabilmente sarete circondati da una grande emotività e affettività. Vi chiederete soprattutto perché in amore le cose sono ancora così complicate e distanti. Capricorno, la vostra giornata è una giornata che sembra essere più leggera del solito. Potreste infatti avvertire la sensazione che certe problematiche sono lontane da voi e questo sarà molto positivo, ma vi sentite forse un po' meno protagonisti visto che le stelle che hanno giocato per mesi a vostro favore ora sembrano un po' più distanti. Poco male, il lungo logorio dei transiti vi rimetterà di nuovo in gioco. Acquario, una splendida giornata oggi con una stupenda luna di nuova in trigono che forma tra l'altro un trigono stupendo con il vostro Plutone assieme ai già presenti trigoni di Mercurio e Giove. Oggi è una giornata fatta per creare, viaggiare e soprattutto per essere di nuovo passionali, incontri fortunati per voi. Pesci, la Luna si somma agli altri 4 pianeti che già erano un po' in tensione, in particolare non andrà d'accordo prima con Nettuno e poi con Saturno, proprio perché esige un bisogno di maggiore analisi e razionalità. Probabilmente i vostri sogni o le vostre aspettative dovranno fare i conti con il pratico in queste giornate. Pazienza, ci sarà spazio per sognare. Una lotta contro il tempo per trovare lo spazio e l'incastro giusti ai mattoncini colorati che piovono dall'alto. Tetris, il rompicapo più popolare dell'universo dei videogames, vide la luce per caso nella Mosca sovietica il 6 giugno del 1984. Il programmatore Alexei Patinov, mentre lavorava a un test dell'intelligenza sul computer Electronica 60 per conto dell'Accademia delle Scienze, scoprì che il programma si prestava a essere trasformato in un gioco fortemente creativo. Oggi esploreremo un'espressione che sprizza speranza. Every cloud has a silver lining, che in italiano suona come ogni nuvola ha un bordo d'argento. Che meravigliosa immagine, vero? Ebbene, il detto ci insegna che anche nelle situazioni più difficili possiamo trovare qualcosa di positivo, un lato brillante che si illumina. È come dire non tutti i mali vengono per nuocere. Ma veniamo in Sicilia, dove si dice ogni impedimento è giovamento. Gli ostacoli infatti sono anche un'opportunità per crescere e per superare i propri limiti. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Il matto del giorno è Jeremy Bentham, un filosofo davvero fuori di testa. Sin da piccolo era un vero e proprio genio, capace di parlare latino a soli 3 anni. Jeremy ha messo in piedi niente meno che l'Università di Londra, un tempio del sapere aperto a tutti senza distinzioni.
Ma la cosa più strabiliante è che decise di fare imbalsamare il suo corpo e metterlo in mostra in una teca di vetro all'interno dell'università stessa. Bentham ha anche ideato un sistema di sorveglianza rivoluzionario chiamato Panopticon. Immaginate una prigione in cui i detenuti non sanno mai se qualcuno li sta osservando o meno. Questo concetto ha avuto un impatto enorme. Chi non conosce d'altronde il famoso Grande Fratello di George Orwell? Ci salutiamo con la frase del giorno. La gente comune pensa soltanto a passare del tempo. Chi ha un po' di ingegno a utilizzarlo. Quindi utilizzate bene il vostro tempo la mattina, tra una fetta biscottata e l'altra o in fase di preparazione verso la vostra giornata, seguite il nostro almanacco. Vi aspettiamo domani con un nuovo episodio. Buona giornata!